Una lettera scritta a quattro mani, mossa dall'urgenza e dalla preoccupazione. Le gare di bob, slittino e skeleton devono essere assegnate senza esitazione alcuna a Cortina d'Ampezzo. La convinzione di Enrico Carraro e di Laurent Berton, rispettivamente presidenti di Confindustria Veneto e di Confindustria Belluno Dolomiti, è messa nero su bianco nella missiva inviata ieri a Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che entro fine mese pronuncerà la decisione definitiva sulla sede delle gare di scivolamento su ghiaccio. Nell'appello al numero 1 del CIO, Carraro e Berton invitano a considerare che la mancata assegnazione delle gare a Cortina rischia di innescare un effetto domino capace di azzerare la portata dell'evento, un'ipotesi che vogliamo scongiurare, affermano i vertici degli industriali, che rigettano, si legge testualmente, le rappresentazioni di alcune associazioni ambientaliste che, seppur assolutamente minoritarie, fanno la voce grossa, dimenticando che una montagna viva non può prescindere da infrastrutture e opere sostenibili ed efficienti. In ballo, proseguono Carraro e Berton, c'è molto di più di una semplice pista da bob, c'è il sogno olimpico di un intero territorio che non può svanire per mere posizioni ideologiche o preconfezionate. Una stoccata al pensiero delle associazioni ambientaliste, le quali però nei giorni scorsi hanno reso nota la decisione inamovibile del CIO, comunicata da Christine Kloster, presidente della commissione di coordinamento del CIO. La costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura non è essenziale per le competizioni di bob, slittino e skeleton nelle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Al match point mancano 4 giorni.